cambiamo completamente argomento, torniamo sull'attualità cittadina, perché ieri molti di noi hanno visto dei frame o addirittura proprio un video che ritrae un uomo che ha in spalla, diciamo, una statua di Gesù Cristo. Non era in processione, però, evidentemente, perché la trafugava dalla chiesa della Dolorata di Via Iapigia. Noi ne parliamo con il parroco della Dolorata, Don Amedeo Basile. Buongiorno, Don Amedeo. Buongiorno. Che cosa è successo? Ci racconti? L'immagine, ecco, diciamo, un po' fa sorridere, ovviamente fa molto riflettere anche, ma fa anche sorridere in qualche modo. Sì. Infatti subito è nata spontanea una riflessione, no? Una chiesa, un'uscita. E quindi, esatto, più uscita di così, una chiesa più uscita di così non si può. Più uscita di così, e poi mi è venuta in mente, voglio dire, anche la cosa, no? Noi siamo differenti, amiamo le processioni al contrario. E quindi sì. No, c'è processioni alternative. È successo questo, ci siamo accorti nella tarda mattinata che insomma mancava la statua del Cuore di Gesù, niente di che come opera importante, soltanto un'opera affettiva, perché è una statuetta di 1,10 m che dalla fondazione della parrocchia, sin quando era in via Dario Lupo, i padri avevano messo a disposizione della venerazione del popolo, quindi diciamo più un legame affettivo per la gente. Ma la chiesa da voi è sempre aperta, quindi c'è sempre possibilità di entrare, ovviamente, per fare una preghiera, ma immaginare... La chiesa, sì, soprattutto è aperta al mattino, perché essendo una chiesa di passaggio per l'ospedale, ma non solo, per le scuole anche limitrofe, ma insomma tutto l'ospedale ci passano tanta gente, quindi la mattina è aperta sempre, ma è aperta tutto il giorno in realtà, quindi... però insomma ci siamo accorti che poi insomma il furto è avvenuto intorno alle 8, quindi in piena mattina. In mattinata, quindi, anche insomma mattinata presto, insomma alle 8. Sì. Ma c'è stato qualche ravvedimento alla luce dei video? C'è qualcuno che anche tramite qualcun altro le ha fatto insomma pervenire il fatto che tornerà questa statua? Credo che la notte abbia portato consiglio, perché insomma come qualcuno, no, di fama evangelica parla, no, di essere andato di notte da Gesù per dirgli, e la risposta di Gesù è se non si rinasce dall'alto. E stamattina alle 5 abbiamo ascoltato il citofono e c'era una persona in lacrime che diceva che non ha dormito tutta la notte e che avrebbe voluto riconsegnare Gesù. Gli abbiamo detto di venire al mattino. Quindi sta attendendo che venga insomma a riportare la statua di Gesù. Sembra veramente, guardi, raccontarlo sembra un po' una barzelletta questa. Sì, pensare al citofono, qualcuno che ti dice sto venendo a portarti la statua di Gesù, che ci ho fatto un giro e ritorna. Comunque, scherzi a parte, dovremmo anche indagare, no, poi le motivazioni, no, che spingono a un gesto così. Certo, la cosa, diciamo così, bella è che tutto ciò che accade nella vita ci porta a riflettere, e questo, voglio dire, davvero porta a riflettere davvero, no? Certo. Ad un colloquio di questa persona con i suoi bisogni, con le sue esigenze, e un colloquio a tu per tu con Gesù è sempre un colloquio sviscerante da un punto di vista spirituale, cioè lui ha la capacità di tirarti fuori quello che hai e di buttarlo fuori. Non c'è miglior psicologo, non c'è miglior psicoterapeuta se non Gesù, che ti aiuta a tirare fuori il tuo vissuto, la tua umanità, per metterla a confronto con lui. Il Vangelo non è soltanto una indicazione spirituale, è un'indicazione umana, e di questo dobbiamo rendercene conto, voglio dire, insomma, parlare di un mondo nel quale, no, una situazione dove la Chiesa vive 1000 problemi, il Vangelo è sempre lo stesso, anche con 1000 problemi. E allora noi ci auguriamo che insomma la statua torni dove era questa mattina. Abbiamo capito insomma che dovrebbe essere così, e ci auguriamo anche che da questa vicenda magari si possano cogliere i bisogni, le necessità, le difficoltà di chi ha fatto questo gesto, magari che venga fuori qualcosa di buono.